8 in punto, buongiorno da Buongiorno Sicilia, ben trovati da Roberta Lunghi. E ben trovati anche da Lorena Dolci, ci vediamo tra poco con i giornali. Naturalmente prontissima per la rassegna stampa di oggi. Cominciamo con le notizie e apriamo questo nostro appuntamento di oggi con la bella notizia che la donna accoltellata dall'ex marito a Catania, nel quartiere di Picanello, ha finalmente lasciato il reparto di terapia intensiva, mentre il suo aggressore, appunto l'ex marito, resta in carcere. Sentiamo. Ha lasciato il reparto di terapia intensiva del centro cuore Morgagni di Pedara la 51enne ricoverata dopo essere stata accoltellata in strada nel quartiere Picanello di Catania. 12 coltellate per mano dell'ex marito che appena è stato catturato dai carabinieri 14 ore dopo l'aggressione ha confessato il tentato femminicidio. La donna, madre di 4 figli, dopo alcuni giorni ricoverata in condizioni critiche, è stata trasferita in un altro reparto della stessa clinica etnea. Intanto resta in carcere Giovanni Platania, il 56enne accusato del tentato femminicidio aggravato dell'ex moglie avvenuto il 2 aprile scorso e che secondo il GIP avrebbe agito con premeditazione. Uscito dal carcere l'8 marzo, infatti, aveva iniziato a perseguitare la donna cercando di convincerla a riallacciare la loro relazione. Una delle figlie ha raccontato che il padre minacciava la madre di morte se non fosse tornata con lui. La donna si sarebbe confidata anche con una conoscente poco prima di essere aggredita. Mi sta seguendo, non mi lascia in pace. Dunque, uscita dalla terapia intensiva, la buona notizia è arrivata ieri, il pensiero di poter rivedere questa donna, di poter sentire magari anche Lorena dalla sua voce il racconto di quelle ore terribili, è un po' miracolata davvero in questo caso. E purtroppo ci sono invece molte altre storie che non finiscono così bene, come quella che vi abbiamo raccontato, quella dell'uomo che investì e uccise l'amica della ex. Le aveva puntate tutte e due con la sua auto, la moglie, l'ex moglie è rimasta ferita, l'amica è morta. Questo è Pietro Nasca, l'uomo che 3 anni fa travolse con l'auto la moglie e l'amica nell'8ª strada della zona industriale, mentre la compagna rimase ferita. Concetta De Bormida morì sul colpo. Nasca e l'allora moglie erano appena usciti da una clinica psichiatrica dopo una visita all'uomo. La donna aveva chiesto all'amica di accompagnarla perché più volte il marito era stato violento nei suoi confronti, un supporto che l'amica non le aveva mai negato. Drammatiche in tal senso le testimonianze del figlio e di una conoscente, rapporto di amicizia che le è costato la vita. L'imputato si mise al volante della sua Opel, investì in pieno le 2 amiche che stavano camminando ai margini della carreggiata, non solo, poi fece marcia indietro e ripeté la folle manovra. La notizia di oggi è che è stata confermata la pena a 27 anni nei confronti di questo femminicida. Un altro fatto di cronaca gravissimo, ricordiamo la strage di Monreale, quella che per intenderci costò la vita a 3 ragazzi. Ieri la richiesta di rinvio a giudizio per 3 giovani. Sentiamo. Hanno avuto un ruolo determinante nella strage di Monreale, in cui la notte tra il 26 e il 27 aprile dello scorso anno sono stati uccisi il 23enne Salvatore Turdo, Massimo Pirozzo e Andrea Miceli, entrambi di 25 anni. Nella sparatoria sono rimasti feriti Nicolò Cangemi, 32 anni, e un 16enne. Così il GUP Marta Maria Bossi ha rinviato a giudizio Salvatore Calvaruso, 19 anni, Samuele Acquisto, 18 anni e Mattias Conti, 19 anni. Il giudice ha ammesso come parti civili i parenti delle vittime, il comune di Monreale e la regione siciliana. Sono state respinte le richieste di costituzione del Codacons di 2 associazioni. La prima udienza del processo si terrà il prossimo 8 giugno. La notte della sparatoria scoppia per un diverbio una rissa ricostruita dagli inquirenti grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza di alcuni negozi e di una banca e a diversi testimoni. Conti e i 2 suoi amici, tutti di Palermo, litigano con le vittime perché invitati a non guidare in modo spericolato con lo scooter, visto che le strade del paese sono piene di persone perché è in corso una festa religiosa. Conti, secondo il racconto di alcuni testimoni, esplode diversi colpi puntando
puntando dritto contro uno dei ragazzi che cerca di fuggire. Il 19enne poi avrebbe alzato le braccia in segno di vittoria. Nell'inchiesta sono stati coinvolti anche altri giovani che sono accusati di aver partecipato alla rissa. La loro posizione è stata stralciata. E sin qui la collega Simona Mazzone. Lorena, si ritorna a questo fatto drammatico. Sì, senz'altro lo andiamo a leggere su Repubblica che ci aggiunge questo dettaglio, che verranno processati per strage, un reato che nel caso di colpevolezza prevede esclusivamente la pena dell'ergastolo, e quindi Salvatore Calvaruso e Mattias Conti, entrambi ventenni, e Samuel Acquisto, 19enne, rischiano il carcere a vita per questa strage. L'udienza è fissata per l'8 giugno davanti alla Corte d'Assise. Naturalmente questi sono i principali imputati del processo. Le indagini hanno accertato, ecco qui andiamo, che la rissa scoppiò davanti ad una caffetteria perché i ragazzi monrealesi criticarono i giovani venuti da Palermo per la loro guida spericolata con gli scooter. Nel primo atto della rissa il gruppo dello Zen uscì malconcio, si allontanò ma solo per tornare armato, quindi una sorta di vendetta. È nel secondo tempo che Salvatore Calvaruso, izzato da Samuel Acquisto, fermo in moto in mezzo alla strada, sparò più di 15 colpi. Acquisto gli urlò: mira ad altezza uomo. Altri colpi vennero esplosi, secondo la procura, da Mattias Conti, che dopo aver fatto fuoco, come diceva appunto il servizio, ha alzato in aria le braccia in segno di vittoria. E tutti questi dettagli li sappiamo, li conosciamo perché appunto la sparatoria è avvenuta davanti a decine di testimoni riuniti in piazza per uno che doveva essere un sabato sera qualsiasi. Cambiamo decisamente argomento, dalle minacce di distruzione di massa alla tregua per 2 settimane, quello che leggeremo anche oggi sui giornali, Lorena, parlando del Presidente degli Stati Uniti. Noi però cerchiamo di guardare alle ripercussioni di tutto questo anche per quello che concerne il crollo del prezzo del petrolio, proprio con il cessate il fuoco e la corsa al ribasso, con anche un meno 18% che fa scendere un barile sotto i $100. Arriviamo a 93,03 dollari. I consumatori attendono dunque le ripercussioni alla pompa, con un calo dei carburanti che però al momento, questa mattina, non c'è, anche perché, lo ricordiamo, il calo del petrolio non si trasferisce subito ai prezzi alla pompa. Quando il prezzo del greggio scende bruscamente, come in questo caso, ci sono diversi passaggi prima che il consumatore veda un ribasso, una tregua dunque in arrivo anche per chi viaggia, e di questo parliamo, di questo parlano i giornali. Eh sì, anche perché è stato raggiunto questo cessate il fuoco nella notte, dicevi gli effetti tarderanno a farsi vedere, ma la Sicilia è sempre più esposta, ci spiega Repubblica, più esposta a questi shock energetici che comunque si continuano a succedere. Perché è così esposta? Non solo perché nell'isola si raffina fra il 70 e l'80% del greggio importato in Italia e a Gela approdano dalla Libia il gasdotto Green Stream e dai giacimenti al largo del Mediterraneo, quello Argo a Cassiopea, ma anche perché l'economia della nostra regione sta già risentendo della crisi più di altre regioni italiane. Il nuovo rialzo del prezzo del petrolio, denuncia il presidente di Sicindustria Luigi Rizzolo, sta producendo effetti immediati e pesanti sul sistema produttivo italiano e in modo ancora più marcato sulla Sicilia. Nell'isola registriamo livelli di prezzo dei carburanti stabilmente superiori alla media nazionale, con il gasolio che ha superato i 2 euro al litro e continua a crescere, anche se adesso appunto, come diceva Roberta, ci aspettiamo che cominci invece a rallentare. In questo quadro suona come una beffa ciò che sta accadendo alla raffineria Eni e Coette di Milazzo e alla centrale termoelettrica di Pace del Mela. Entrambe sono ferme per manutenzione, racconta Daniele Davide della FIOM CGIL, e per tutti e 2 i siti il futuro è nebuloso. Non sono stati rinnovati i contratti a termine, non ci sono prospettive. Se dovessero aggiungersi problemi di approvvigionamento di greggio per la raffineria, la situazione diventerebbe drammatica. A Priolo va in scena un altro genere di paradosso, non ci sono impatti sui livelli di forniture, è arrivata persino una nave dal Venezuela. Il problema è che la Golden Power del governo prevede che solo il 10% del prodotto resti in Italia, il resto va dove conviene, ai mercati internazionali.
felicissimi di aver trascorso le festività pasquali in famiglia, tanti siciliani arrivati appunto nell'isola con il treno voluto dalla regione siciliana, il Sicilia Express, ieri sono ripartiti, sono ritornati indietro, i loro umori, i loro sentimenti alla stazione di Palermo, dove peraltro c'è stato anche un particolare siparietto. Ecco qua. In tanti partono, poche nascite e in pochi arrivano. Risultato? La Sicilia ogni anno perde almeno 12.000 abitanti. Una fotografia desolante, sono molti inoltre i giovani che lasciano la propria terra. Questa mattina, in merito, la ripartenza del Sicilia Express verso il nord Italia. Perché sei andato via dalla Sicilia? Perché ovviamente avendo un bambino a carico ci dobbiamo dare da fare, la Sicilia non dà molte opportunità lavorative per poter crescere, andare avanti, per portare avanti tutta una serie di cose, però ci sono più probabilità al nord rispetto a qua. Si torna a casa, sì. Che vacanze sono state? Bellissime, a casa mia, da mia mamma, i miei fratelli, belle. Purtroppo sì, me la lascio proprio a malincuore, ancora adesso. Nell'occasione un gruppo di giovani assieme al parlamentare Davide Faraone ha manifestato a Palermo con una fazzolettata la ripartenza del treno che associano al calo demografico dell'isola. Ancora più drammatico è il fatto che le istituzioni pubbliche non accompagnino in alcun modo i ragazzi né per stare qui e quindi con la possibilità di crescere nel luogo dove sono nati, ma dall'altro lato anche chi decide scientemente di viaggiare lo fa a costi incredibili. Poi, all'arrivo dell'assessore regionale alle infrastrutture Alessandro Aricò, lo scontro si accende. Siete ridicoli, siete ridicoli, questi signori siete ridicoli, è una barzelletta sto treno, ma occupatevi del caro voli, occupatevi delle cose serie, non di questa buffonata. E questo è accaduto a Palermo. Lorena, di cosa si parla? Sì, è proprio questo, viene sottolineato su Repubblica, fazzoletti e insulti alla stazione, con il Sicilia Express parte anche la rissa, doveva essere una sventolata simbolica di fazzoletti bianchi. Faraone ci ha abituato a queste buttate, ricordate quando si presentò in accappatoio per bocciare il treno Sicilia Express, è finita invece in una lite a colpi di buffoni tra il deputato di Italia Viva, appunto Faraone, e l'assessore regionale alle infrastrutture Alessandro Aricò. Il gesto simbolico all'indomani delle feste pasquali negate a molti fuorisede, scoraggiate dai costi proibitivi dei voli, è diventata terreno di scontro politico. Che cosa si sono detti? In occasione della ripartenza da Palermo del treno predisposto dalla Regione, la scintilla è stata l'iniziativa promossa appunto da Futura, presente Aricò in stazione per salutare i passeggeri. Faraone lo ha liquidato così, una protesta fatta con i fazzoletti ricamati da seta da chi ha un 7,40 molto elevato. Da lì botta e risposta a muso duro con il vicepresidente di Faraone. Renzi non ha mai fatto nulla per la continuità territoriale, ha attaccato Aricò contro il caro voli. Noi abbiamo messo in campo sconti e contributi di cui 800.000 siciliani hanno già usufruito. Faraone replica: siete ridicoli, è una buffonata questo treno, il simbolo del vostro fallimento, ti presenti pure con il casco, dovevi venire, dovreste nascondervi, a emigrare dovreste essere voi. E nella lite si è inserito anche l'ex rettore dell'Università di Palermo Fabrizio Micari, esponente anche lui di Italia Viva, e dice: si conferma un governo inadeguato ad affrontare un tema che si ripresenta ad ogni festività. Allora, sin qui le notizie principali, ma naturalmente la nostra rassegna stampa regionale prosegue. Lorena, a te. Certo, allora diamo intanto un'occhiata ai giornali. Su tutte le prime pagine campeggia naturalmente queste le dichiarazioni di Trump su questa sorta di apocalisse annunciata per la notte che si è risolta in nottata dopo la mezzanotte. Ancora molti giornali sono fermi a questi toni così drammatici. Ecco, vedete, la Sicilia, l'incubo dell'apocalisse sul mondo, l'ora X, poi sappiamo che è finita comunque con un cessato il fuoco, ma vediamo poi Meloni
finisce nella bufera dopo il selfie con il pentito che aveva la testa di Fratelli d'Italia, pentito siciliano, lo vedremo tra poco, e poi l'assurda fine di un 35enne di Erice che resta illeso dopo aver capottato, ma dopo viene travolto e ucciso. Davvero un appuntamento con la morte. Poi Repubblica Palermo, comunali, boom di alleanze anomali, a termine parte di Fratelli d'Italia con i 5 Stelle, a Pedara Meloniani con il PD, le strane intese in vista del voto. E poi ci ricorda ancora Sicilia Express, rissa tra i deputati, a Monreale chiesto il rinvio a giudizio per i 3 giovani accusati di strage, e poi questo quadro: dal turismo alle imprese, l'isola paga lo shock energetico. Andiamo a vedere ancora altre prime pagine, quella del Giornale di Sicilia, quotidiano di Palermo, file ai distributori appunto per lo shock carburanti, assalto ai benzinai con i prezzi più convenienti. Col senno del poi quasi quasi sarebbe più conveniente aspettare. Le code sono provocate anche dalla paura di rincario di un blocco delle forniture, alcune stazioni già sono a secco. E poi c'è stato il tentato omicidio alla Vucciria, 6 anni allo studente americano che ha scritto una lunga lettera di scuse e ha annunciato che risarcirà la vittima, era un incensurato. Per finire con le prime pagine, la Gazzetta del Sud, il quotidiano di Messina, andiamo a vedere questa notizia: l'estorsione alla Cosedil in 3 verso il processo. Ma entriamo adesso all'interno. Allora, parlavamo del caro carburanti che influisce sulla vita di tutti noi, delle aziende, ma anche sui voli. Voli a rischio per il caro carburante, a Catania e Palermo 0 criticità, la D della SAC è rassicurante anche su Comiso, GESAP sulla stessa lunghezza d'onda. Vediamo anche gli scali minori, perché per ora gli scali minori della Sicilia occidentale reggono, ma la sensazione diffusa è che la vera prova di tenuta debba ancora arrivare. A Birgi, l'aeroporto di Trapani, la situazione al momento sotto controllo. Birgi sta vivendo una fase di forte rilancio, scrive la Sicilia. In tutta Italia sono ore di apprensione per i collegamenti aerei a causa delle appunto problematiche di approvvigionamento. Brindisi, Reggio Calabria e Pescara sono gli ultimi aeroporti in cui si hanno notizie di difficoltà anche ufficiali. Un'apprensione si registra anche in Sicilia, ma Nico Torrisi, amministratore della SAC, assicura e dice: a Catania e Comiso ad ora nessuna criticità. Tra l'altro oggi c'è l'annuncio che si apre una nuova tratta, il Canada apre appunto e vola su Catania e verrà annunciata proprio stamattina. Intanto scatta il pressing su Schifani, usi il tesoretto contro i rincari, associazioni e sindacati chiedono al governatore l'utilizzo dell'avanzo da 1,8 miliardi. La CGIL e i datori di lavoro chiedono più smart working. Nell'isola i timori si intrecciano nel momento tra i più drammatici della guerra in Medio Oriente. Sul fronte economico si uniscono industriali e sindacati nel chiedere aiuti per imprese e famiglie, un parziale ritorno allo smart working, proposte che il segretario siciliano della CGIL Alfio Mannino ha messo nero su bianco in una lettera inviata al presidente della regione Schifani, in cui chiede un confronto sulle misure da mettere in campo per alleviare il peso del caro carburante per i lavoratori e per le loro famiglie. E poi vediamo la bufera sulla Premier Meloni per il selfie, lo vedete in questa foto con un ex boss, lui adesso è un pentito, si chiama Amico ed è originario di Canicattì, esponente del clan senese. Qualcuno dice essere eccessivo, tra cui la Bardera, perché i politici fanno un po' selfie con tutti, ma vediamo chi è questo pentito siciliano che fa tremare il governo. È nato a Canicattì, di professione commerciante ortofrutticolo, le esperienze in politica, da pochi mesi collaboratore di giustizia, e proprio suo il volto e il mortalato nel selfie con Giorgia Meloni scattato ben 7 anni fa. Amico è un imputato chiave del processo Idra che ha scoperchiato un consorzio mafioso capace di unire Cosa Nostra, 'ndrangheta e Camorra per fare affari illeciti in Lombardia, e sta riempiendo verbali su verbali davanti ai sostituti procuratori della DDA di Milano.
una sorta appunto di cupola mafiosa condivisa. E poi c'è la strage di Monreale, processo per i 3 giovani, l'abbiamo già parlato, furti con spaccata, cresce ancora l'allarme, colpito un ristorante, il locale preso di mira per la seconda volta nel giro di un mese, danni non gravi ma il gesto lascia un segno profondo. E poi il tentato omicidio alla Vucciria, studente americano condannato a 6 anni. Il giovane incensurato ha ottenuto le attenuanti generiche, colpì con una decina di coltellate un giovane bengalese. In questi 2 anni in carcere ha imparato l'italiano, si è iscritto all'università e non ha chiesto di essere estradato negli USA. L'aggressione si è verificata in piena notte in via dell'Argenteria, all'angolo con Vicolo Paterne. Il giovane era in vacanza a Palermo con 2 amici, anche loro studenti americani, alloggiavano in una casa vacanza. Lui era ubriaco, venne immortalato più volte mentre usciva da questo B&B. Appena fuori dalla struttura si scagliò contro questo bengalese che era solo in quel tratto. Dopo averlo colpito, gettò i vestiti sporchi di sangue e il coltello in un cassonetto e si allontanò, vagando per ore per la città prima di essere bloccato dalla polizia, totalmente fuori di testa in quel momento. E poi vediamo che l'estate è alle porte e Mondello si prepara all'anno zero. Perché l'anno zero? Perché dopo più di un secolo è stata ritirata la concessione alla società Italo-Belga che gestiva lo stabilimento balneare. Naturalmente si apre una stagione nuova ma carica di incertezza, in arrivo dalla regione fondi per servizi e pulizia del demanio marittimo, ma sono molte le incognite per chi frequenta la spiaggia. La prima prova del fine settimana di Pasqua e Pasquetta è stata superata, nel senso che la spiaggia di Mondello, completamente libera, ha retto 3 giorni in cui si sono riversati migliaia di palermitani e turisti senza problemi sul decoro e i rifiuti. Ma percorrendo il litorale, che ieri si è riempito di giovanissimi e di famiglie, restano ancora i segnali di una stagione inedita, con parecchi elementi ancora da sistemare, dalle staccionate abbandonate all'arenile ancora ristretto dalle recenti mareggiate, dove è presente fra l'altro la Poseidonia. Ci prepariamo insomma ad una stagione incerta, dice il titolare di uno dei chioschi che ieri era ancora in piena fase di sistemazione. E poi parlavamo, c'era il richiamo in prima pagina sulla Gazzetta del Sud, l'estorsione dal carcere alla Cosedi. A processo i detenuti e l'emissario avevano avanzato una richiesta di 250.000 euro con i telefonini dalla cella alla storica impresa della famiglia Vecchio, che sta lavorando in uno dei cantieri del risanamento di Messina. La procura ha chiesto il giudizio immediato con l'aggravante del metodo mafioso appunto per gli imputati. A questo punto noi ci fermiamo, di nuovo linea a Roberta. Sì, andiamo a dare un'occhiata al traffico cittadino della città di Catania attraverso alcune delle nostre telecamere. Qua ci troviamo nei pressi dell'ex Tondo Gioeni, come sempre a quest'ora, una viabilità piuttosto come dire intensa, anche se non mi sembra proprio che si proceda a passo d'uomo, cosa che purtroppo accade molto spesso a quest'ora. E adesso ci spostiamo, andiamo a vedere il viale Vincenzo Giuffrida, ingresso e uscita dalla città di Catania. Come vedete anche qui traffico piuttosto intenso ma scorrevole sia in entrata che in uscita. Lo sguardo adesso lo spostiamo e lo andiamo, finalmente qualche giorno fa, Lorena, mi sembra fossimo insieme, non riuscivamo a commentare l'Etna, oggi lo facciamo. Com'è cambiata, è bellissima, ancora tutta imbiancata, piena di neve, anche se insomma ci aspettiamo che con queste temperature di questi giorni la neve cominci a sciogliersi, segno ovviamente della tanto attesa primavera. E questo insomma è il duplice segnale, c'è ancora la neve, c'è il tempo che finalmente possiamo definire primaverile, e qui diciamo la visuale da Taormina con la punta appunto imbiancata. Stupenda, come veramente notavamo. E dopo queste belle cartoline siciliane ci fermiamo per una pausa, poi torneremo con Lorena per la seconda parte della rassegna stampa. Siamo
ritornati in studio a Buongiorno Sicilia. Adesso è il momento della seconda parte della rassegna stampa, i fatti nazionali e internazionali con Lorena Dolci. A te, Lorena. E naturalmente, Roberta, le prime pagine sono dedicate a quello che sta succedendo in Medio Oriente, perché ieri sera sono state ore di altissima tensione, il mondo col fiato sospeso dopo l'annuncio, le parole di Trump che avrebbe distrutto un'intera civiltà. Devo dire che ancora molti quotidiani fino alla Stampa sono andati con questa corsa per fermare Trump, che invece si è fermato, ma dopo mezzanotte, annunciando questo cessate il fuoco. Da una parte quindi non parte l'attacco, dall'altro l'Iran ha accettato le condizioni di riaprire lo stretto di Hormuz. Allora guardiamo appunto tra i giornali che hanno la notizia delle ultime ore, c'è il Corriere della Sera che titola Trump blocco l'attacco, quindi giornale chiuso dopo mezzanotte. La mediazione è avvenuta appunto nella notte, il leader americano dice c'è una proposta in 10 punti, 2 settimane per trattare. Dall'altra il sì di Teheran, coordineremo i passaggi da Hormuz, Roma dice il popolo non paghi le colpe del regime. E poi vediamo questa bellissima immagine, un po' riportata su tutti i giornali, il mondo visto dal lato nascosto della Luna. La foto scattata dagli astronauti di Artemis 2, arrivata a come mai gli uomini erano arrivati così lontano. Vediamo invece Repubblica, appunto, vedete, corsa per fermare Trump, il presidente spaventa il mondo, cosa aveva detto? La civiltà dell'Iran sarà cancellata in una notte, sgomento nel resto del mondo. Tra le voci c'è anche quella del Papa che parla di minaccia inaccettabile. La buona notizia invece è che è stata liberata in Iraq la giornalista USA che è stata al centro di uno scambio con alcuni miliziani. Andiamo a vedere anche La Stampa, Iran-Trump, i giorni del terrore, anche qui non c'è la notizia della soluzione, perlomeno temporanea, di questa vicenda. È Avvenire, il quotidiano di ispirazione cattolica, che bolla tutte queste come guerre incivili. Andiamo adesso a vedere nel dettaglio cosa è successo. Lo vediamo appunto sul Corriere della Sera. Trump sospende l'attacco, accetta questo accordo che prevede una sospensione di 2 settimane per trattare. Il mondo respira, una mediazione frenetica nelle ore precedenti alla scadenza dell'ultimatum. Poi è arrivato questo annuncio di Trump intorno all'una sulla base delle conversazioni avute in particolare con il Pakistan, che ha fatto da intermediario, in cui mi hanno chiesto di tenere a bada la forza distruttiva inviata stasera in Iran, e a condizione che la Repubblica Islamica dell'Iran accetti, e questo è scritto e lo scrive Trump in lettere maiuscole, l'apertura completa, immediata e sicura dello stretto di Hormuz, accetto di sospendere il bombardamento e l'attacco dell'Iran per un periodo di 2 settimane. Questo sarà un cessate il fuoco reciproco. E poi naturalmente ha continuato a spiegare. Ricordiamo, il Corriere ricorda che sono state 3 volte in cui Trump ha posticipato l'ultimatum all'Iran per riaprire lo stretto di Hormuz, tanto che è stato coniato questo termine, il penultimatum, perché poi non seguivano le parole i fatti. E poi 8 i ponti iraniani colpiti nei bombardamenti israeliani, oltre ad acciaierie e ferrovie. Nel frattempo queste parole, questi discorsi non restano senza conseguenze, perché sono a dir poco fuori dalle righe, toni che appunto, come dicevamo, lasciano tutto il mondo col fiato sospeso. E in America c'è una sorta di ribellione a quella che poteva sembrare anche evocare una minaccia nucleare. Cioè, dovuto intervenire poi il governo a dire in ogni caso non sarà usata l'arma nucleare. Cosa dicono i Dem, quindi l'opposizione? Fermate il presidente, ma con loro ci sono ex trampiani, perché il malumore c'è anche nella base magra, che sono i fedelissimi di Trump, e chiedono di rimuovere Donald prima che commetta crimini di guerra. Il Congresso la mozione per frenarla. Lo spettro dell'olocausto nucleare 81 anni dopo Hiroshima si è riaffacciato sulla scena globale, tanto che la Casa Bianca è stata costretta a smentire di considerare l'uso della bomba atomica contro l'Iran. La preoccupazione però è salita fino al punto che diverse voci, inclusi appunto ex repubblicane, si sono spinte
ovviamente a invocare il 25esimo emendamento della Costituzione, a invocare insomma l'impeachment per rimuovere un presidente ritenuto incapace prima che possa provocare una catastrofe umanitaria in grado di scatenare la terza guerra mondiale, che purtroppo ultimamente stiamo evocando sempre più spesso. Dall'altra parte la grande paura del regime, che aveva fatto appello anche a scudi umani, vere e proprie catene di persone che hanno circondato ponti e centrali elettriche. Ecco qui, le vediamo, non sappiamo quanto spontaneamente, ma insomma ci sono andati. E poi uno, diciamo, dei retroscena, il Takun all'angolo evoca l'Apocalisse, solo la Cina può moderare gli ayatollah, perché anche Trump ha confermato un po' a mezze parole che c'è Pechino che media dietro le quinte del Pakistan. Nel frattempo, che fine ha fatto la guida ufficiale dell'Iran non si sa, Khamenei è incosciente. Il mistero sulla sorte della guida per il Times è ricoverato in gravi tensioni tra il presidente e il capo dei Pasdaran, perché ci sono anche in Iran tante voci. Il petrolio frena la corsa, questa è una delle conseguenze, ma resta l'emergenza, peggior crisi di sempre, e abbiamo visto le conseguenze anche in Sicilia. Niente allarmismi sugli aeroporti, kerosene sicuro per tutto maggio, no alle speculazioni che mettono lo zampino anche in queste crisi energetiche. E poi l'Italia, Crosetto ha parlato ieri alla Camera, l'Italia rispetta i trattati, l'opposizione attacca su Trump e lui chiede un livello più alto, il PD dice ha perso lucidità, insomma, e continuano così le schermaglie, mentre la Premier fa un appello all'unità, ma Salvini vuole il gas da Mosca. Meloni si prepara a criticare il presidente USA alle Camere. Sapete che la Meloni è tra i presidenti che hanno il più stretto rapporto di confidenza, complicità con Trump, e questo le viene spesso rinfacciato dalle opposizioni, ma naturalmente in questo momento ha deciso che forse è meglio prendere un po' le distanze. Domattina, di fronte alle Camere, Giorgia Meloni sosterrà che le guerre che stanno stravolgendo gli equilibri mondiali, dunque anche la guerra di Donald Trump contro l'Iran, rappresentano un errore. Questo le chiedevano l'opposizione, di prendere una posizione netta. Criticherà quindi il tycoon dopo la nota con cui ieri ha preso preventivamente le distanze dall'alleato. Con quale intensità dipenderà ovviamente dagli eventi delle prossime ore, in particolare da quanto la Casa Bianca metterà in pratica le minacce contro Teheran. Non c'è solo il tentativo di mettere almeno un po' di distanza tra sé e l'amico Donald, la Premier si rivolgerà anche alle opposizioni, a loro dirà che non è patriottico cavalcare una crisi internazionale per indebolire l'esecutivo e rilancerà chiedendo unità nazionale di fronte ad uno scenario mai così allarmante. E intanto deve avere a che fare, oltre alle crisi internazionali, con i guai molto più caserecci, come quello che ha coinvolto il ministro dell'Interno Piantedosi, che si è trincerato, scrive Repubblica: domani sarò in aula, la leader dell'opposizione chiede adesso di spiegare, e al centro c'è la sua liaison, il rapporto con questa giornalista Claudia Conte, che ha rivelato in un'intervista di avere una relazione con il ministro Piantedosi. E poi l'altra scandalo, fondi negati per Regeni, parliamo di Giulio Regeni, ricercatore ucciso in Egitto, lasciano 2 commissari della commissione che non hanno condiviso la scelta di non finanziare il documentario dedicato appunto a lui. A dimettersi il critico Mereghetti e lo story editor Galimberti. Oggi Giulio alla Camera, il ministro dirà che è stato un errore non finanziarlo, quindi anche il ministro si dissocia. Veniamo alla cronaca, e c'è questa vicenda che è ancora un giallo, quello della mamma e figlia morte dopo il pranzo di Natale. Si erano
portate avanti varie ipotesi, dal veleno per topi al botulino. Adesso si è scoperto, in base alle analisi, che sono state avvelenate con questo potente veleno che è la ricina e che ha agito velocemente. Marito e figlia convocati in procura, la madre della ragazza morte, il veleno che le uccise non era a rilascio lento. Gli accertamenti stanno inquadrando poche ore, quelle comprese tra la sera del 23 dicembre e la successiva alla vigilia, 2 cene e un pranzo al centro dei controlli di tutti gli investigatori. Il sospetto è che sia stata usata la ricina, sostanza letale estratta dalla pianta del ricino attraverso un procedimento chimico estremamente complesso, senza contare le autorizzazioni speciali che servono per ottenerla e maneggiarla. La novità è che i consulenti della mobile avrebbero escluso il rilascio lento della proteina e quindi vuol dire che l'hanno assunta proprio in quelle ore. Pochi milligrammi, pensate, bastano per uccidere una persona di 70 kg. E poi c'è questa bellissima immagine che campeggia su tutte le prime pagine, il lato oscuro della Luna svelato da Artemis II. Sono gli storici scatti nei 43 minuti senza comunicazione con la Terra. L'astronauta manda un messaggio a Trump. Dal tono ironico, il distacco è stato piacevole. Adesso la navicella si avvia verso il ritorno. E chiudiamo con questa vicenda che riguarda l'eredità di Pino Daniele, il grandissimo Pino Daniele, amatissimo cantautore, lite in famiglia per le canzoni, purtroppo al centro della contesa tra il figlio e la seconda moglie i diritti d'autore, ma i giudici respingono ogni richiesta rimandando al testamento. Ci fermiamo, la linea ritorna a te, Roberto. Grazie Lorena, noi invece diamo la linea adesso alla regia e subito dopo inizieremo con gli argomenti di oggi. Buongiorno Sicilia, il nostro primo argomento di oggi, ma prima un occhio alle agenzie. Questa notizia arriva da Caltanissetta. Un uomo ha fatto irruzione nell'abitazione della sua ex che è al 7° mese di gravidanza, l'ha aggredita colpendola con schiaffi, spintoni, le ha distrutto il cellulare che teneva in mano. È l'accusa contestata dalla polizia di Caltanissetta, un 23enne che è stato arrestato in flagranza di reato per lesioni personali aggravate ed è stato denunciato per violazione di domicilio, un uomo che era già indagato per maltrattamenti in famiglia. E adesso cambiamo argomento, ma restiamo alla Polizia di Stato. Saluto e ringrazio Salvatore Montemagno, dirigente della divisione anticrimine della Questura di Catania. Ben trovato, dottor Montemagno. Grazie, buongiorno a voi. Allora, di cosa parliamo? Parliamo di quello che è il grandissimo lavoro che in questo momento state portando avanti, che continuerete a portare avanti nell'attività di controllo dei locali, appunto delle cosiddette discoteche. Tutto in qualche modo uno spunto, anche se insomma i vostri controlli non sono mai mancati, ma certamente lo spunto dei fatti gravi di Crans-Montana ha riacceso i riflettori su questi luoghi del divertimento e voi avete già, come dire, in qualche modo identificato alcune delle carenze principali. Quali? Sì, come ha detto lei, abbiamo già iniziato da parecchio tempo, già 3 anni che su disposizione appunto del questore Bellassai abbiamo iniziato una serie di controlli unitamente a un gruppo di lavoro diciamo, costituito da più enti, dall'ASP, dal Corpo Forestale, dall'Ufficio del Lavoro, l'Ufficio Territoriale del Lavoro, dalla Polizia Amministrativa, che comunque diciamo, è una specialità nostra della Polizia di Stato, finalizzato soprattutto a quello che è l'igiene e la sicurezza dei luoghi di lavoro. Quindi i luoghi di lavoro. Okay. Poi a seguito di questa, diciamo, dell'evento di cui lei ha diciamo, fatto riferimento, a gennaio del 2026 il Ministro dell'Interno appunto, ha inviato a tutti i prefetti della
della Repubblica un atto di indirizzo con cui sollecitava essenzialmente i prefetti di organizzare, di disporre dei controlli mirati, chiamando in causa anche i vigili del fuoco, l'ispettorato territoriale del lavoro, la polizia locale, che ci collabora anche nei nostri controlli, nei controlli che facciamo ormai come dicevo in precedenza da parecchio tempo. Questi controlli sono finalizzati essenzialmente a verificare le condizioni di sicurezza di questi luoghi di pubblico trattenimento, non soltanto le cosiddette discoteche, diciamo stricto senso intese, ma anche quei locali che svolgono attività complementari oltre ad esempio alla pizzeria piuttosto che al bar, e poi successivamente la gente si intrattiene a ballare, ad ascoltare musica, eccetera, che poi di fatto praticamente è il modello di Crans Montana. Quella non era una vera e propria discoteca, era un locale dove appunto magari ci si fermava a prendere l'aperitivo e dopo si continuava a danzare. E sono questi, diciamo, i locali che vengono maggiormente attenzionati. A seguito di questa direttiva il prefetto Signorello ha convocato un comitato provinciale dell'ordine e della sicurezza pubblica con questura, i comandanti delle altre forze di polizia, il comandante della polizia dei vigili del fuoco, e anche convocando le associazioni di categoria. In quella sede si è stabilito appunto innanzitutto si è fatta una sorta di censimento di quelli che sono i locali di intrattenimento della provincia, e a seguito di questo comitato c'è stato un comitato, appunto un tavolo tecnico presso la questura, dove si sono materialmente stabiliti le modalità con cui bisognava fare questi controlli, essenzialmente dividendo tra polizia, carabinieri e guardia di finanza in base al territorio di competenza questi controlli. Cosa abbiamo fatto? Noi come Polizia di Stato principalmente ci occupiamo della città di Catania, temporaneamente città di Catania e nei comuni dove sedi di commissariati distaccati. Abbiamo già verificato una decina di locali, partendo proprio da quelli che sono invece quelle che sono le discoteche, i locali più che sono appunto dedicati alla danza, Diciamo che nella città di Catania, se parliamo della città, forse c'è anche proprio una zona, no? Che avete in qualche modo attenzionato. La zona che è una zona del centro storico, della via Raffineria, eccetera, è stata tutta abbattuta. Abbiamo anche attenzionato dei grossi locali, quelli che vanno più di moda tra i giovani, e a onor del vero non hanno presentato criticità. Le criticità le abbiamo riscontrate invece in quei locali che appunto, come dicevo, sono più piccoli, di piccole dimensioni, in cui praticamente evidentemente per motivi di voglio sperare connessi a evitare che possa esserci un ingresso abusivo da parte dalle uscite di sicurezza, alcune di queste uscite sono state trovate chiuse a chiave, altre sono state trovate non facilmente utilizzabili, altre ancora, ad esempio un caso nella parte esterna, cioè da dove la gente doveva uscire, è stata realizzata una sorta di area adibita alla vendita di bevande, circondata da piante ornamentali che sono state naturalmente fatte sgomberare. Tutto questo comporta anche elevate sanzioni amministrative che spero possano in qualche modo avere una finalità che è quella dei nostri controlli. I nostri controlli sono essenzialmente dei controlli di prevenzione. Cercano di indirizzare, di educare i gestori a considerare la sicurezza dei locali, la sicurezza dei lavoratori, la sicurezza degli avventori come il principale motivo che bisogna raggiungere, non soltanto il lucro. Allora, da genitore, e noi genitori siamo grati, no? a questa task force che si sta occupando dei luoghi del divertimento dei nostri figli, di tutti i nostri figli. Cosa però da profano anche un ragazzo che sta lì dentro può notare? Cioè ci sono delle cose talmente lampanti per cui anche un giovane, ma anche una persona adulta che entra dentro un locale si può accorgere che forse qualche cosa è stata disattesa in tema di sicurezza, dottor Montemagno? Ma certamente, come dicevo, le vie di sicurezza, le vie di fuga devono essere visibili, devono essere segnalate. In alcuni locali non era presente una segnaletica, una illuminazione di sicurezza. Gli estintori devono essere presenti, e quindi questo è facile anche da vedere.
diverso è il documento di valutazione dei rischi, che è qualcosa che entra nel tecnico, però l'avventore può benissimo accorgersi se si tratta di un locale sicuro o meno, anche verificando se l'uscita di sicurezza di fatto è agibile, è utilizzabile. Il consiglio è questo, cioè a volte sì è vero, i ragazzi molto spesso mirano soltanto e esclusivamente al divertimento, però è anche vero che spero che comunque questi fatti tragici possano in qualche modo far riflettere gli stessi giovani, ma io spero che invece facciano riflettere i gestori. Esattamente, lei crede che ci sia stato un po' un cambio di passo da quel giorno, cioè questa riflessione dei gestori in qualche caso è proprio avvenuto anche attraverso la tragedia, dopo la tragedia? Ma probabilmente sì. Le dicevo, 2 dei più grossi locali di Catania non abbiamo riscontrato, in 2 dei locali non abbiamo trovato nessun tipo di difformità rispetto a quelli che sono gli standard che un locale dovrebbe avere. Aggiungo ancora che è in fase di firma un protocollo in prefettura, voluto appunto dal prefetto, che che è un seguito delle linee guida divulgate dal Ministero dell'Interno nel 2025, dove appunto verrà firmato dalla prefettura, siglato prefettura, questura, comandanti provinciali dell'Arma dei Carabinieri, sindaci della provincia di Catania e tutte le associazioni di categoria, che è appunto un protocollo che è finalizzato alla prevenzione degli atti illegali di situazioni di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica nei locali di intrattenimento, dove sono prescritti alcuni adempimenti che i gestori dei locali volontariamente, non obbligatoriamente perché possono aderire o meno, devono appunto porre in essere per garantire una sicurezza non soltanto dei locali in quanto strutture, ma anche per pensavo anche a quello, dottor Montemagno, le strutture, no? Molti di questi luoghi di cui lei ha parlato, non so, via Raffineria, ma anche le zone attigue, molti sono dei capannoni e magari immaginiamo che ci siano dei soppalchi, delle situazioni che vanno anche lì attenzionate perché la struttura conta molto. Certo, perché comunque tra i compiti che spettano a questo, a questa task force, è proprio quella di verificare che l'agibilità che sia stata rilasciata all'atto in cui appunto venga rilasciata il locale mantenga quelle condizioni che hanno permesso di rilasciare ecco. E poi le chiedo anche un'altra cosa: come combattere contro questa cosa che è abbastanza comune del sovraffollamento all'interno dei locali? Anche lì questo protocollo prevede un obbligo, cioè da parte dei gestori, di attenzionare il sovraffollamento, pena la sospensione della licenza, pena l'erogazione di alcune di sanzioni amministrative importanti. Torniamo al discorso fatto in precedenza. Io credo che oggi il gestore non possa più fare riferimento soltanto e esclusivamente a quello che è il lucro della sua attività. Per cui se quel locale ha un'agibilità e ha una capienza massima, quella deve essere rispettata. Perché veramente nel caso in cui dovessero succedere dei fatti, come quelli successi a Crans-Montana, una cosa è gestire 500 persone, un'altra cosa è gestirne 1000, che già sono 500 in più rispetto a quello che è il limite che quel locale può avere. Ecco, la vostra attività, come dicevamo, si svolge già da molto tempo, c'è ancora il rafforzamento. Che cosa prevedete a stretto giro nei prossimi mesi? Quali sarà? Insomma, dobbiamo aspettarci comunque la vostra presenza durante le serate, anzi augurarci la vostra presenza durante le serate? Noi saremo presenti lo siamo già in servizi notturni per verificare appunto il sovraffollamento. È necessario recarci sul posto quando c'è la festa in corso e non prima che possa cominciare. Adesso seguiamo anche il cambio delle stagioni, certo. La movida si trasferisce, si sposta, ormai sono dei posti ben conosciuti e anche lì saremo presenti con la nostra... Perché anche all'aperto, no? Possono esserci in ogni caso delle... Sicuramente meno problematico però... rispetto al locale chiuso, però anche lì ci sono delle... problemi di capienza, ci sono anche altri problemi di altra natura. Certo, ci sono gli impianti che certamente vanno... c'è la commissione di reati, certo. C'è lo spaccio di sostanza stupefacente, c'è l'alcol, ci sono le risse. Ecco. Il protocollo definisce e va a regolamentare e anche impone in capo ai gestori la gestione appunto della vendita, della cessione dell'alcol anche ai minorenni, l'utilizzo dei test per il tasso alcolemico all'uscita dei locali. Gli strumenti
ci sono, noi faremo in modo di far sì che questi vengano rispettati. Senta, c'è un po' di leggerezza e chiudiamo perché siamo quasi al termine. Lei mi ha fatto pensare al test alcolemico, no? Molto spesso i ragazzi sono un po' leggeri da questo punto di vista, vabbè, ma non è niente, è un bicchierino. Cioè, qual è il niente? Cioè, qual è, in termini anche pratici, secondo la vostra esperienza? Non bisogna bere. Soprattutto che si pone alla guida di un'autovettura o di un mezzo anche a 2 ruote, non deve bere. Quindi ricordiamolo. Quella sera deve sacrificarsi per il bene comune. Anche la birra Anche la birra, e sicuramente anche una birra può comportare il superamento di quello che è il livello del tasso alcolemico consentito, ma prescindendo dalla forma. Quello che io raccomando ai miei figli, ne ho 2, che quando si esce la sera non si beve. Non si beve. Uno della compagnia non deve bere. Quello Sempre. magari più consapevole, quello più sfortunato, ma serve. Grazie. Non è mai abbastanza riuscire a parlare di queste cose. Ringraziamo naturalmente Salvatore Montemagno, dirigente della divisione anticrimine della Questura di Catania, e andiamo a guardare le previsioni del tempo per poi dare spazio a un altro argomento. Si parla di, ahinoi, calo delle nascite. A tra poco. Bentrovati a questo nuovo appuntamento con Trebimeteo, una giornata di mercoledì 8 aprile sulla nostra penisola con pressione atmosferica alta a garanzia di bel tempo e stabilità. Anche sulla Sicilia il contesto anticiclonico garantisce tanto sole su buona parte dell'isola, qualche velatura di passaggio ma innocua, una ventilazione per lo più debole salvo locali rinforzi nell'area attorno allo stretto, anche sull'area sud-orientale, il tutto con clima mite e piacevole in giornata senza eccessi particolari ma comunque con valori prossimi ai 22 e 23 gradi, le temperature minime sono anch'esse aumentate attorno ai 12-14 gradi in diverse zone. Diamo uno sguardo alla giornata di giovedì, poco cambierà, la situazione meteo resterà buona, tranquilla, con stabilità e cieli sereni tersi su buona parte dell'isola, il tutto con poche variazioni termiche. Per ulteriori dettagli ed approfondimenti io vi rimando come di consueto all'app gratuita e sempre aggiornatissima Trebimeteo. Eccoci qua, siamo tornati in studio. Buongiorno Sicilia, 8:53, calo delle nascite. Non è una bella notizia. Ne parliamo con Venera Tomaselli, docente di statistica all'Università di Catania. Buongiorno e ben trovata. Allora, l'ho detto proprio in modo sintetico, non è una bella notizia. No, non lo è affatto, e non adesso, non da adesso, ma da alcuni anni. Però ogni anno do un dato rispetto al 2024, perché è stato appena diffuso il dato del 2025, sembra un dato molto molto ridotto ma importante, cioè il numero medio di figli per donna è calato dall'1,18 del 2024 nel 2025 1,14, una decrescita che è importante. Quindi non facciamo figli, al di là del perché, che cercheremo di analizzare poi le componenti, no? Questa mappa che viene ovviamente data, che viene fornita in numeri dall'Istat, perché questa fotografa una realtà, no? Una realtà sociale, culturale, delle motivazioni economiche, ci sono tanti dati. È una mappa, un dato medio che riguarda molto anche la Sicilia, cioè ci sono anche dei decrementi nelle regioni dove magari prima il dato era importante. Certo, e questa lettura del dato territoriale dà uno spaccato, diciamo, di quelli che sono i comportamenti riproduttivi che cambiano. Quindi cosa accade? Abbiamo una grande, diciamo, ripartizione tra nord e sud, anche perché il centro è molto vicino ai comportamenti del nord. Che cosa accade invece nel meridione? Accade qualcosa che prima non vedevamo, ma che probabilmente era anche insita in quello che era la struttura economica, sociale che il Mezzogiorno riportava. E il problema della denatalità al sud è molto evidente, è ancora più accentuato. Ma perché? Non perché i comportamenti riproduttivi di chi rimane, che questo è il punto, siano effettivamente cambiati, ma perché sono andate via, vanno continuamente via
tutte quelle classi di età che sono in età riproduttiva e direi non sono più soltanto i giovani che si spostano verso altre mete sia per motivi di studio che di lavoro, ma va via la popolazione in età adulta, quindi in età riproduttiva, e le donne, devo dire, sono veramente una grande parte, per cui se guardiamo il tasso di fecondità totale non lo dobbiamo guardare in sé. È calato, sì, ma lo dobbiamo guardare attraverso la lente dell'età in cui vengono concepiti i figli. Questa valutazione ci mette di fronte ad una realtà totalmente differente rispetto a quello che può essere considerato una soglia, cioè il 1960 direi. Se guardiamo le coorti successive c'è al nord un recupero della fecondità dopo i 30 anni, è posticipata l'età, sì, però recuperano le coorti successive, do un dato fino al 95, le nate nel 95, perché? Perché sono quelle che hanno concluso il ciclo riproduttivo, sì. Quindi noi possiamo basarci solo su quello come dato effettivo, ok? E nel nord dopo i 30 anni si recupera un po'. Vedremo anche per effetto di che cosa? Della popolazione straniera, delle donne che sono presenti in quelle aree. Mentre al sud, proprio perché la popolazione in età riproduttiva va via, anche le donne in età che sono più giovani non recuperano questa fecondità, e questo è il dato che va letto in maniera, diciamo, relativa a quando le donne concepiscono il primo e il secondo figlio. Anche questo è un grosso problema. Non c'è spesso il secondo figlio. Perché non c'è il secondo figlio? Vorrei dare una lettura, perché ovviamente mi sono documentata. Oltre a quanto l'Istat ha pubblicato in questi giorni, questo calo della popolazione, cioè abbiamo una popolazione in declino in Italia, laddove invece avevamo anche una popolazione piuttosto stabile nei decenni precedenti, e soprattutto al sud mancano ben il 6,3 per mille dei residenti, ok? Questo cosa comporta? Comporta una decrescita economica molto interessante, per cui il dato della denatalità va letto anche in funzione dell'effetto che ha sulla struttura economica, perché denatalità vuol dire tante cose, non vuol dire soltanto ricadute perché non abbiamo servizi, non abbiamo welfare, ma ha una ricaduta economica, ha una ricaduta sul PIL. E ho, ripeto, considerato anche che cosa accade in Europa e che cosa accade al nord. Al nord c'è una maggiore presenza di popolazione straniera che bilancia un po' la situazione, però anche le donne straniere si stanno adeguando a quelli che sono i comportamenti riproduttivi delle donne italiane. Se guardiamo oltre i nostri confini nazionali, cioè Francia, Germania, paesi scandinavi, che comunque conosciamo bene qual è il loro livello di benessere e di fecondità. Bene, c'è una relazione positiva tra fecondità e benessere economico. Perché? Perché un valore, noi abbiamo una leva, che è l'aumento della popolazione femminile. L'aumento della popolazione femminile sarebbe veramente un traino verso un maggiore benessere. C'è un divario veramente elevatissimo tra l'occupazione femminile in questi paesi europei e l'occupazione femminile in Italia, 12,5 punti percentuali, è un'enormità. Al sud ovviamente andiamo su valori ancora più bassi. Perché è importante? Perché di solito si mette in relazione la denatalità, ripeto, servizi, welfare e scelte anche riproduttive, scelte di carriera. Non è così, lo dobbiamo guardare rispetto al PIL, perché più occupazione femminile significherebbe anche più servizi, più consumi, più produttività, più PIL. Dobbiamo crescere e la crescita economica è legata all'occupazione femminile, soprattutto al sud. Diciamo quindi che è assolutamente un circolo, no? Cioè l'andare via perché comunque il lavoro femminile, il lavoro non c'è al sud, porta tutta una serie di conseguenze che ricadono sul livello economico ovviamente del singolo territorio e che fanno di noi una popolazione più vecchia, perché c'è da pensare che
molte famiglie del sud che decidono di spostare la propria vita al nord Italia o in qualsiasi altro posto, molto spesso, chissà, alcune di loro tornano, no? Nella propria terra col desiderio di tornare, ma tornano che non sono più comunque in età riproduttiva e dunque vanno ad arricchire probabilmente quel bacino di persone più avanti con l'età che non, magari non lavorano più. Insomma, è una situazione che sembrerebbe semplice, ma in realtà è un campanello d'allarme che suona da un po' di tempo. Come fare per contrastare? Una regola? È vero che la popolazione in età non più lavorativa cresce in maniera, diciamo, molto evidente, non soltanto al sud ma anche al nord, perché è aumentata quella che si chiama la speranza di vita, e dirò che c'è pure un rientro del divario tra uomini e donne, sono appena 4 anni di differenza ormai. Ma il problema qual è? Il problema è invece l'aumento di questa popolazione, e la popolazione in età non lavorativa, perché dai 15 ai 64 anni l'Istat considera età lavorativa. Bene, questa fascia di popolazione sta diminuendo via via, soprattutto al sud, perché vanno via, ok? E invece la popolazione, come lei citava, in rientro, è una popolazione non più in età lavorativa, che probabilmente rientra nei luoghi nativi o fa una scelta. C'è un altro movimento anche interessante. Se i giovani sono andati via per motivi di lavoro, per motivi di scelte, diciamo, di vita, è vero anche che c'è un movimento veramente recentissimo in cui anche le famiglie di origine tendono a raggiungere i giovani che sono in altri luoghi, e direi che questo crollo, diciamo, della presenza demografica nel Mezzogiorno è evidente ed ha delle ricadute molto forti. Se pensiamo, ripeto, solo a livello dei consumi e quindi al valore che può generare la presenza di una popolazione giovane, una presenza di popolazione che lavora, probabilmente ci rendiamo conto quanto questo incide sulla struttura economica del nostro Mezzogiorno. Allora, abbiamo consumato tutto il nostro tempo disponibile, non abbiamo bacchette magiche perché questo è un problema estremamente complesso. Diciamo che un po' più di opportunità al sud sarebbero già un piccolo passo in avanti verso questa problematica davvero preoccupante, per cui grazie per avercene parlato in modo così anche appassionato, perché vedo che insomma la tematica ovviamente la prende molto. Grazie a Venera Tomaselli, docente di statistica all'Università di Catania. Grazie infinite. Allora, noi adesso ci fermiamo, c'è un'altra pausa e poi torniamo, perché vi vogliamo parlare in modo dettagliato del ruolo sempre più importante dell'infermiere nel nostro sistema sanitario. A tra poco. Ed eccoci a Buongiorno Sicilia, un altro tema che devo dire saluto con molto piacere. Racconto un fatto personale al nostro ospite, che intanto presento, che è Giuseppe D'Angelo, presidente dell'Ordine degli Infermieri di Catania. Professione sanitaria, no? Perché l'infermiere è laureato ed è ovviamente facente parte del novero delle tante professioni sanitarie, è nelle discussioni di famiglia sempre più meta di scelta dei giovani. E un perché ci sarà. L'infermiere assume sempre più compiti, soprattutto nell'ambito di quello che è il DM77, il decreto ministeriale 77, che rimodula un po' il nostro sistema di assistenza sanitaria, in particolare in questo luogo che secondo me diventerà sempre più importante, che è quello delle case di comunità. È vero, è cambiato, è amplificato il ruolo dell'infermiere? Sì, buongiorno a tutti. Buongiorno. Il DM 77 del 2022, che è un decreto del Ministero della Salute, mira a migliorare questa assistenza nel nostro territorio. L'obiettivo è quello di migliorare l'assistenza, migliorare anche quelle malattie croniche, quelle malattie più lunghe, di bassa intensità.
Oggi il nostro territorio si occupa con le case comunità, ma non solo con le case di comunità, ma anche con gli ospedali di comunità, con l'infermiere di famiglia e con la medicina digitale. Le case di comunità dovrebbero nascere, diciamo, una per ogni 40-50.000 abitanti. E il nostro territorio già sta affrontando, ce n'è quasi 2-3 pronte, e quindi sarà un segnale anche importante per nuove assunzioni. Ecco, infatti, cioè l'apertura di tutte le case di comunità previste in Sicilia, adesso non ricordo il numero, ma siamo intorno ai 120-130, si aggira su quello, e naturalmente ancora non ci siamo, ma questo offrirà davvero grande possibilità, soprattutto per questo settore, no? Certo, perché ci saranno molti più posti di lavoro, perché ripetiamo saranno intorno a quel numero. La nostra Sicilia, ora non ricordo preciso quanti abitanti siamo, e sì, ci saranno tante opportunità di assunzioni, ma di tutte le figure sanitarie, quindi centinaia, migliaia anche di posti di lavoro. E oltre abbiamo anche la comunità, diciamo l'ospedale di comunità, che sono coadiuvati dal COT, Centrale Operativa Territoriale, che non fa altro che prende il paziente in consegna, diciamo, prende il paziente in consegna, e anche lì per quelle lunghe degenze croniche, per migliorare sempre più questa assistenza. L'infermiere di famiglia Questa è una grandissima cosa, se lei me la dettaglia un po', è possibile che io abbia letto 1 su 3.000 persone? Sì, un infermiere ogni 3.000. Un infermiere Quindi ogni cosa 3.000. vuol dire? Che noi potremmo attivare un percorso di richiesta di un infermiere di famiglia? Certo, un infermiere di famiglia, e si migliora l'assistenza, perché diciamo che in tutte le aziende ospedaliere della nostra provincia, ma dico un po' in tutte le province, non abbiamo questa gran possibilità di queste lunghe degenze. Quindi miglioreremo sicuramente le assistenze, come dicevo prima, croniche, di bassa intensità, con l'infermiere di famiglia. E anche lì quindi ci sono altre anche assunzioni, perché oltre alle comunità, alle case di comunità, ci sono gli ospedali di comunità e l'infermiere di famiglia, che completa il cerchio con la medicina telematica, diciamo digitale, che si occuperà della misurazione dei parametri vitali a distanza. Quindi diciamo che è una vera e propria rivoluzione, diciamo un po' anche un modello della Cina, perché in Cina nel periodo del Covid abbiamo visto che c'erano gli infermieri di quartiere addirittura. Quindi una rivoluzione veramente nell'assistenza, per migliorarla, ma soprattutto per dare un'uguaglianza nell'assistenza. Quindi dare un'uguaglianza e dare un'assistenza a tutti quei pazienti cronici di lunga degenza. Senta, la figura dell'infermiere, voi come ordine professionale ovviamente ci tenete molto che non vengano mai fatte confusioni, no? E purtroppo in realtà quando ci sono dei cambiamenti, quando c'è un assestamento di una figura professionale, un arricchimento, no, delle competenze, ci vuole sempre un po' di tempo, è vero, perché entri nella mentalità anche della gente, del cittadino. Cos'è l'infermiere oggi? Quali sono le competenze effettive dell'infermiere? Noi quando abbiamo bisogno di un infermiere spesso, no, diciamo per questo, per quest'altro, per quest'altra cosa, forse siamo molto limitati nell'idea. Sì, diciamo l'infermiere nasce circa quasi 100 anni fa, ha fatto da poco 100 anni, ed è la figura sanitaria secondo me più completa, più magari ben voluta dal cittadino, perché è la figura che ha sempre assistito ed è stato vicino al paziente. Oggi con la laurea triennale, ma soprattutto sono uscite le nuove 3 magistrali, quindi un percorso di miglioramento anche per l'infermiere. La nostra federazione sta lavorando in tal senso. Sono usciti nuovi anche master per l'infermiere di famiglia, quindi sulla formazione c'è sempre da rinnovarsi, da migliorarsi, ma io da quant'è che sono e ho il mandato da presidente dell'ordine sto puntando soprattutto nel rivalutare, promuovere l'immagine dell'infermiere, perché l'immagine un po' dell'infermiere, soprattutto qui da noi, era un po' giù, un po' abbassata. Generalmente al nord
che decidono di non fare l'infermiere, ma questo fenomeno si stava spostando anche al sud. Ultimamente in un bando di concorso di 215 posti si sono presentati 82 persone, quindi al di sotto dei posti disponibili. E allora io mi sono detto ho organizzato e sto organizzando un tour, così l'ho chiamato, oltre a girare in tutti i presidi della provincia di Catania per vedere come lavora, che difficoltà ci sono, quali problematiche si incontrano in vari presidi di tutta la provincia di Catania. Ho preso vari appuntamenti con le scuole, le scuole nostre. Io le parlavo dei ragazzi, però io devo dire, insomma, ne conosco tanti che hanno fatto questa scelta consapevole, quindi forse state lavorando bene. Stiamo lavorando bene, abbiamo scelto le scuole, stiamo iniziando un tour nelle scuole, soprattutto scientifico, classico, i quarti e i quinti anni, proprio per promuovere, far rinnamorare i ragazzi di questa professione, perché c'è molta carenza. Ad aprile si sono laureati quasi 400 infermieri, lavorano tutti quindi c'è una difficoltà immensa di reperire infermieri, perché poco spazio, anzi pubblicamente dico e chiedo alle istituzioni universitarie di poter anche allargare il numero di accettazione. A Catania sono 400? A Catania sono 400, di poter allargare, perché credetemi, veramente c'è carenza e le piante organiche in tutta la Sicilia sono molto scarse. Senta, poi un infermiere, corro un po' per il tempo a disposizione, ha sempre la possibilità comunque di scegliere, no? Un campo di applicazione, c'è la sala operatoria, ci sono vari campi di applicazione. Ecco, lì anche quella è una scelta che è legata alla novità del vostro modo di essere infermieri. Diciamo che tra le professioni sanitarie è quella professione più eclettica, perché con le lauree magistrali andiamo a specializzare l'infermiere in un settore che può essere la sala operatoria, una terapia intensiva, malattie infettive, dialisi, nefrologia. Dico, ci sono varie specializzazioni dove l'infermiere può specializzarsi e migliorare con la formazione. Allora, io le dico grazie, perché siamo arrivati al termine di questo nostro appuntamento e noi siamo pronti a veicolare un messaggio positivo, perché, dico la verità, quando si trova anche in un reparto ospedaliero, insomma, un infermiere che ti dà sicurezza, che ti fa sentire davvero, no, una persona attenzionata, perché l'attenzione di un infermiere in un reparto ospedaliero, diciamo la verità, è basilare. Ci mancherebbe, non si vuole togliere merito a nessuno, ma voi fate davvero un grandissimo lavoro. Quindi noi ci siamo per raccontare altri step, altri passaggi di quella che è una professione che si deve avviare ancora di più ad essere ampliata, soprattutto in vista di tutta l'applicazione all'interno di case di comunità, ospedali di comunità e quanto altro. Voglio cogliere l'occasione per mandare i saluti di tutti gli eletti del direttivo del nuovo ordine e soprattutto, anche dopo 5 anni, ringraziare tutti quei sanitari che hanno lavorato nel periodo del Covid. Grazie dottore D'Angelo, è stato prezioso parlare con lei oggi di questo. Lo ricordiamo, il presidente dell'ordine degli infermieri appunto a Catania. Non so se abbiamo il nostro collegamento, ce l'abbiamo. E dunque adesso, carissimo dottore D'Angelo, noi ci occupiamo di stelle, capisce? Stelle, ecco. Eccoci pronti a salutare l'amico. Guarda, mi spiazzi Marco con questa visione meravigliosa. Marco Amato, buongiorno, dove sei oggi? Buongiorno a te Roberta e buongiorno Sicilia. Oggi sono al porto turistico di Licata, la mia città. Oggi e domani sarò qua perché devo sistemare alcune cosucce e quindi vi lascio questa vista meravigliosa di uno scorcio del paese che mi ha dato i Natali. Bello, molto bello, complimenti. Non sapevo tu fossi di Licata, vedi? Vengo a sapere una cosa nuova, ti facevo più palermitano. No, sono agrigentino e sono greco. Benissimo, allora, carissimo Marco, di chi parliamo oggi, di che cosa ci occupiamo oggi?
Allora, oggi parliamo di un personaggio che è Sydney Sweetie, bravissima attrice, pluripremiata e tutto quanto, ma quello che mi ha incuriosito di più è che si lega a uno dei miei miti da ragazzo, ovvero il meraviglioso e fantastico James Bond della saga di 007. Ebbene, si era pensata lei per un cambio di rotta nel sequel della saga, ovvero e se 007 per una volta fosse una donna, anche perché lei stessa ha affermato che lei nei panni di una Bond girl non ci si vede proprio, ma preferirebbe piuttosto essere proprio James Bond. Lei è del segno zodiacale della Vergine, che guardo un po' mi ha incuriosito perché chiaramente lo storico, amatissimo James Bond di tutti è sicuramente Sean Connery, anch'esso del segno zodiacale della Vergine, ma un'altra Vergine che io ritengo personalmente essere molto più adatto è James Elordi, Jacob Elordi, anzi, proprio perché secondo me incarna perfettamente un James Bond contemporaneo. Di James Bond, quello che mi è piaciuto di più è Bersaglio Mobile, con le musiche dei Duran Duran e con una Bond girl d'eccezione, ovvero Grace Jones. Ma ora andiamo alle stelle. Oggi è un grande giorno perché Marte entra in Ariete e quindi, come dicevo, da mesi cambiano ulteriormente le governance per l'Ariete e tutti i segni di fuoco che diventano più potenti, per cui Ariete è al primo posto assolutamente come posizione dominante nello zodiaco, Toro, pensieri dietro le spalle, quindi molto più sereni e leggeri, divertiti dalla situazione. Gemelli, un po' di aria fresca per voi, Marte non è più quadrato, per cui ora potete agire in una maniera molto più fluida e serena. Cancro, per voi Marte inizia una quadratura fastidiosa per cui potrebbe necessariamente interagire con tutta una serie di affetti familiari e di relazioni che dovete tenere sott'occhio. Leone, ottimo per voi, rinvigoriti di forza di energia solare e marziana, chi vi ferma più? Vergine, buone notizie, Marte non è più in opposizione, spunta il sereno, siete finalmente felici come promesso dalle stelle. Bilancia, per voi Marte inizia un'opposizione, quindi inizia un periodo veramente molto complesso in cui dovrete prendere delle decisioni molto importanti e finalmente imparare a essere meno diplomatici del solito. Scorpione, perdete il trigono di Marte, ma Marte ha agito molto bene per voi e adesso si eclissa in un posto molto più forte per la sua identità, un po' lontano dai vostri gradi, ma sicuramente grati a Marte per tutta l'operazione di rivoluzione che ha fatto per voi. Sagittario, Marte in trigono per voi ottimo e quindi oggi in questo collegamento vi dico che sono finalmente finiti gli ostacoli. Capricorno, per gli strateghi dello zodiaco Marte comincia a essere problematico, quindi dovrete studiare molto bene una tattica. Acquario, per voi invece la relazione con gli altri diventa un po' più semplice, più passionale, più vigorosa, anche più carismatica. Pesci, c'è lo sgombro e sereno per voi, finalmente Marte è andato via, non dovete più combattere. E detto questo, cara Roberta, dallo splendido porto di Licata ti porgo i miei saluti a te e a tutta la Sicilia e ci rivediamo domani. Un bacio, buona giornata. Ciao Marco, senza caffè oggi, vabbè, mi hai spiazzato proprio in tutti i sensi. Grazie a Marco Amato che ritroverete certamente nella puntata di domani, invece ritroviamo la nostra Lorena Dolci con un'ultima notizia. Ma più che notizia, con un'ultima foto, perché è veramente un momento storico, non possiamo non ritornare su queste bellissime foto scattate dall'equipaggio dell'Artemis 2 e quella che vedete qua in primo piano. In primo piano c'è la superficie polverosa e grigia della Luna e quella invece è l'Art-7, cioè il tramonto della Terra, un'immagine a cui non siamo abituati. Ci hanno detto che hanno fotografato il lato oscuro, the dark side of the moon, che come ci spiega il Corriere non vuol dire il lato buio, anche quella sezione della Luna è illuminata per la metà del tempo, ma per la sincronicità dei movimenti di Terra e Luna in realtà è il lato che noi non possiamo vedere. E qui ci sono altre due immagini virali, vedete gli astronauti della missione con gli occhiali protettivi e poi quest'altro frame divertentissimo con il barattolo della Nutella che vagava e galleggiava nell'aria finendo appunto contro una dei 4 astronauti. E grazie Lorena, davvero una bella chiusura e appunto di chiusura si tratta, per cui vi ringrazio per averci seguito. Vi ricordo che Buongiorno Sicilia tornerà domani come sempre alle 8.